Buongiorno a tutti, Focus TG, siamo puntualissimi alle 12 per riprendere un po' il filo del discorso con voi, per riassumere quello che è accaduto nelle scorse ore, per riassumere quello che è accaduto in particolare ieri a Vicenza con l'elezione del nuovo sindaco Giacomo Possamai, per insomma anche uscire dallo studio come sempre e collegarci con le nostre redazioni. Insomma, tutto questo fino alle 13:30, lo sapete, un po' vogliamo farvi compagnia a metà tra televisione e radio. Se siete occupati a casa, intanto ascoltateci, poi vi avvicinate quando vi serve. L'importante è che non cambiate mai canale, rimaniate fino alle 13:30 con noi. Tra l'altro noi siamo in attesa di collegarci con Vicenza, tra un po' andremo in diretta appunto a Vicenza per seguire la prima conferenza stampa ufficiale del neo sindaco Giacomo Possamai, quindi conferenza stampa che seguiremo integralmente per voi in diretta, insomma le prime dichiarazioni di questo sindaco che tanto ha fatto discutere nelle scorse ore, proprio perché insomma è stata un'elezione particolare, pochi voti di differenza, 500 esatti tra lui e il sindaco uscente Francesco Rucco, e poi naturalmente la festa di ieri sera. Ecco qui, grazie a Francesco Ceroni in regia che ci mostra le immagini della festa di piazza di Possamai, una festa contenuta ma nello stesso tempo con tanta gente, perché è stata una mezza sorpresa, se vogliamo, dalla campagna elettorale in poi. Forse non così sorpresa ieri, perché in realtà dei segnali c'erano che Possamai ce la poteva fare, però nessuno sapeva con esattezza, proprio perché, come vi dicevo, 500 voti di differenza su circa 45-46 mila totali sono veramente pochi. Ci hanno colpito, e poi ve le faremo sentire anche le parole del sindaco uscente, quindi del candidato sconfitto Francesco Rucco, molto equilibrato, molto anche predisposto ad una opposizione per i prossimi 5 anni che sarà a suo dire costruttiva, perché ci sono in ballo 100 milioni del PNRR da gestire, quindi probabilmente e giustamente Rucco vorrà insomma contribuire a farli spendere bene, visto che in parte è stato protagonista di questa raccolta. La gioia di Possamai, le alleanze, la larga intesa, ecco, chiamiamola così, da lui perseguita, poca visibilità ai segretari nazionali dei partiti che l'hanno sostenuto, in particolare del Partito Democratico, quindi diciamo un profilo diverso dal solito, una importante e insomma ben studiata e anche ovviamente ben riuscita campagna di comunicazione per lui, giovanissimo, insomma poco più di 30 anni, e quindi adesso 5 anni importanti per lui, che lascerà, questo anche per una incompatibilità legislativa che c'è, lascerà la carica di consigliere regionale. Era capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, appunto lascerà e quindi subentrerà la prima dei non eletti al suo posto in Consiglio regionale. Insomma, tra l'altro un caso che verrà studiato certamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio per questa campagna particolare, per il fatto di essere stato l'unico sindaco di centrosinistra eletto nella tornata elettorale di questi giorni. Poi in piazza tanta gente, poi l'abbiamo visto anche ieri sera nei nostri collegamenti, eccolo qui l'inquadratura, insomma, che ci dà l'idea comunque di una folla e del fatto che Possamai rappresenta esattamente metà degli elettori vicentini. Dicevo, la festa in piazza l'abbiamo mostrata più volte ieri durante la giornata, durante la nostra lunga diretta elettorale del pomeriggio, e poi a Focus ieri sera e stasera dopo le 21:15 ci rivedremo su Focus, e anche lì ci sarà modo per approfondire quello che è accaduto in questa città. Un'occhiata veloce a qualche sito, in particolare il Corriere del Veneto, che dice, eccolo qui, il titolo è
possa mai, fondamentali i miei 5 fratelli. Schlein mi ha cercato, richiamerò, perché si riferisce appunto al fatto che il Partito Democratico ha sostenuto Giacomo Possamai, ma la segretaria Eli Schlein non è venuta a Vicenza, ma per un'espressa strategia, diciamo, del neo sindaco, cioè quella di non far arrivare a Vicenza i segretari nazionali dei partiti, cosa che è successo anche, cosa che invece non è successa nello schieramento avversario, perché Francesco Rucco ha fatto visita più volte a Vicenza al ministro Salvini e altri leader nazionali. Lo sconfitto Rucco, questa è una città divisa, attento Giacomo, sei inesperto, questo è il commento del sindaco uscente, che però insomma ha espresso comunque parole di complimenti per Possamai, gli ha telefonato a urne, anzi a ballottaggio e a spoglio delle schede ancora in corso, quindi prima del risultato definitivo. A proposito di Rucco, finché siamo in attesa di collegarci, come dicevo, con Vicenza, dove appunto seguiremo la conferenza stampa di Giacomo Possamai, direi che possiamo proprio andare a sentire le parole di Rucco, quindi l'intervista raccolta da Carlo Inghilleri, per insomma sentire a caldo, subito dopo la sconfitta, qual è l'analisi fatta dal sindaco uscente. È stata una remontata a tutti gli effetti, però non è bastato uno 0,8% di differenza tra noi e loro, però alla fine conta quel voto in più che fa governare il centrosinistra. Credo che in questo momento Vicenza purtroppo è divisa in due, su due visioni di città diverse, però dovremo essere noi responsabili anche come opposizione e sicuramente determinati nel far valere quei volere dei cittadini che insomma è stato dichiarato con il 50% dei voti. È importante il collegamento col governo romano, col governo regionale. Vicenza cambia colore e questo starà anche a noi portare a casa risorse che saranno importanti per la città, perché prima sarà un'opposizione responsabile e costruttiva. Io ho bisogno di portare a casa il PNRR per la città, come avevo promesso, lo farò dai banchi dell'opposizione con tutti i miei colleghi e sosterremo questo. Spero che non ci siano ripensamenti sul PNRR, ma non credo. Spero di essere ricordato come sindaco intanto che ha curato la sua comunità durante una pandemia difficile mondiale, come presidente della provincia per i lavori fatti, e credo che i risultati poi in concreto si vedranno come sempre in un secondo mandato, quindi vigileremo affinché queste opere vengano realizzate. Ho trovato tutti contro, direi una grande coalizione, un po' come fecero a Padova qualche anno fa, tutti contro il candidato sindaco di centrodestra, dalla sinistra radicale passando per i 5 Stelle fino ai democristiani, ai civici, finti civici, però insomma i dati sono questi, poi alla fine contano il numero, basta un voto in più e questa è la dimostrazione che con pochi voti in più si vince, si governa, quindi adesso sta a loro governare, io mi dedicherò di più alla famiglia e al mio lavoro, non mancherò sui banchi dell'opposizione perché è giusto vigilare che venga fatto tutto nel rispetto di ciò che abbiamo già messo in piedi e che abbiamo messo a terra. Molto interessanti le parole di Rucco, dunque è vero, pronto a essere collaborativo e costruttivo, ma nello stesso tempo insomma anche si toglie qualche sassolino dalla scarpa, il finto civismo, dice, insomma comunque sarà giustamente come è nella natura delle cose un'opposizione la sua, quindi rimarrà sui banchi dell'opposizione e da lì diciamo rappresenterà la metà dei vicentini che hanno votato per lui. Siamo, come dicevo, in attesa di collegarci con Vicenza per la conferenza stampa che ancora deve iniziare, la conferenza stampa, ecco qui le immagini, grazie, della sala in cui ci sarà la conferenza stampa di Giacomo Possamai, tra poco, ancora deve iniziare, questo lo vedete naturalmente. Non era Vicenza, allora in attesa di collegarci, io direi, non era l'unico comune al voto, di andare a sentire anche gli altri sindaci eletti, quindi ad esempio Vedelago, quindi provincia di Treviso, il nuovo sindaco è Giuseppe Romano che rappresenta il centrodestra unito, siamo pronti a ricostruire la comunità, dice, faremo anche una consulta degli ex sindaci. Andiamo a Vedelago. Di un paese spaccato a metà, ma non solo nell'elettorato, spaccato a metà anche nelle frazioni. Ci sono frazioni che totalmente stanno da una parte e le altre frazioni stanno totalmente dall'altra. Sarà un grande lavoro di ricostituzione, di lavoro assiduo con i cittadini, lo faremo perché è il nostro obiettivo, lo sapevamo che era così,
e quindi l'abbiamo voluto far evidenziare, perché è dovere nostro dare una risposta a tutti. Lo faremo attraverso le consulte frazionali, condividendo dei percorsi, parlando con la gente, tornando a parlare con la gente per far capire che la politica è l'arte del parlare assieme, non è l'arte solo di ascoltare, ma è l'arte di ascoltare, condividere e parlarci assieme. La prima cosa che ci siamo detti è quella di fare la consulta degli ex sindaci, un modo per stemperare un po' gli animi. La seconda cosa è la consulta delle frazioni, perché è importante riparlare alle frazioni, ritornare a parlare con le frazioni, in questo contesto credo vada benissimo, e le consulte del terzo settore. Oltre a questo noi abbiamo una grande idea, che è quella di fare diventare Vedelago comune amico della famiglia, quindi un assessorato ad hoc per la famiglia, e da lì partire per dare quelle risposte che le famiglie di questo territorio e non solo vogliono dalla politica, e noi vogliamo darle. Grazie a Giuseppe Romano, complimenti, il neo sindaco di Vedelago, avete sentito idee chiare su quello che vuole fare. Andrei anche a sentire a questo punto Marco Perin, che invece è lo sconfitto a Vedelago e che dice: sono stato tradito addirittura. Sentiamolo. C'è un paese diviso a metà, questa è la prima, purtroppo però hanno vinto gli altri, quindi in bocca al lupo a loro. 43 voti veramente niente. Sono stato tradito da persone di fiducia. Ah, perché poi lei, naturalmente conoscendo bene il paese, ha fatto conto voto per voto, colmello per colmello, famiglia per famiglia di fatto. No, non sono stato tradito dalle persone, sono stato tradito da chi era in squadra con me. E quindi questa cosa brucia doppiamente. Certo. E adesso allora da dove ricominciare? Di chi parla? Farò la mia opposizione cercando di guardare sempre al bene del territorio, quindi non una posizione a prescindere, ma sui contenuti come sono abituato a fare. Brucia molto insomma la lista Denise. Sì. È proprio di questa persona, lui guarda, giustamente l'aveva già detto anche l'altra volta, insomma, no? Sì, ma non voglio parlarne stasera, dai. No, perché questa sera intanto è già cominciare a dialogare con il nuovo sindaco. Sì, io sono disponibile a dialogare con tutti, quindi se ci saranno le proposte intelligenti sarò costruttivo e le approverò. Se ci saranno proposte che non vanno per Vedelago, che sono controproducenti, farò la mia opposizione. Molto chiaro il candidato sconfitto di Vedelago, Marco Perin, insomma anche lui si toglie qualche sassolino dalle scarpe, mentre come vedete è quasi tutto pronto a Vicenza per la conferenza stampa del neo sindaco Giacomo Possamai, che mi sembra sia iniziata, quindi possiamo lasciare la linea a Possamai, alla conferenza stampa, poi ci ritroviamo tra poco. 30, molto bene, la regia conferma. Però ecco, intanto volevamo dare un commento ai risultati di ieri, nel senso che ieri, quando ho avuto occasione di parlare con molti di voi, erano appena usciti i dati, non c'era neanche un quadro nazionale. Ecco, la cosa naturalmente che più colpisce in questo momento è quanto Vicenza sia stata in controtendenza rispetto a quello che è successo in Italia. Noi crediamo sia stata in controtendenza perché abbiamo fatto una campagna elettorale in controtendenza, nel senso che la scelta di partire dai quartieri, di fare passo dopo passo ogni giorno incontri con i cittadini, siamo partiti che facevamo gli incontri nei bar in 20 persone, abbiamo finito con le piazze piene. Quelle piazze piene sono una grande responsabilità, nel senso che siamo anche consapevoli della carica di entusiasmo e di aspettative che c'è sulla nuova amministrazione. Siamo anche consapevoli di un altro aspetto, e cioè che il risultato elettorale di ieri ci consegna una vittoria, ma una vittoria con uno scarto ridotto, e quindi a maggior ragione da oggi alle 15:30 la responsabilità del sindaco e poi quella dell'amministrazione che verrà sarà quella di essere l'amministrazione del sindaco davvero di tutti. Io da questo punto di vista, lo sapete, a volte vengo accusato di essere anche troppo moderato e contenuto, ma penso che possa essere invece un atteggiamento, una scelta che domani mattina... Eccolo. Hai visto? Questo l'abbiamo fatto per un effetto speciale. Grande Carlo. Moderato ma con riflessi, Comunque. Dicevo,
credo che questo atteggiamento tenuto per tutta la campagna elettorale, anche quando dall'altra parte si alzavano i toni, possa pagare oggi, nel senso che nei prossimi anni il fatto di rappresentare tutti i vicentini, chi mi ha votato, chi non ci ha votato e anche chi non ha votato proprio, è il compito più importante e noi così faremo, cioè ci rivolgeremo a tutti e rappresenteremo tutti quanti. Altre cose che mi vengono da dire sul dato di ieri, è stato uno scarto ridotto ma che arriva dopo una campagna elettorale che ha segnato una grande rimonta, nel senso che siamo partiti con un sondaggio SVG, qualcuno di voi se lo ricorderà, che dava l'amministrazione uscente in vantaggio di 17 punti, il sindaco uscente in vantaggio di 17 punti, siamo riusciti evidentemente prima ad arrivare al ballottaggio, che era il nostro obiettivo, ve lo ricorderete, c'era la questione insomma, che il centrodestra era convinto di vincere al primo turno, e poi a una vittoria al ballottaggio che adesso ci consegna una responsabilità grande nel governo della città. Ultima cosa che ci tengo a dire, poi rispondo volentieri alle domande che immagino oggi ci saranno, è quella di aver veramente costruito una vittoria di squadra in questi mesi. Penso che chi ha seguito la campagna l'abbia proprio visto come abbiamo costruito una campagna elettorale, ma anche proprio un'impostazione corale, con tantissimi candidati che si sono messi in gioco, ma con tantissimi volontari. Questa era una sede sempre viva e infatti ci mancherà una sede sempre viva, piena di ragazze e di ragazzi che hanno dato l'anima, e questo ha fatto la differenza. Onestamente penso abbia fatto veramente la differenza in questa campagna elettorale. L'abbiamo fatta con il sorriso, noi convinti che le idee fossero più forti degli attacchi, e siamo contenti che alla fine sia stata premiata questa impostazione. Domande? Prego. La prima adesso mi si è sentito con la chiara di esempio che penso era qua ieri, era che è lei che sostituirà chi ha detto eravamo entrambi molto contenti. No, a parte gli scherzi, le ho fatto le congratulazioni, lei le ha fatte a me. Tecnicamente non mi è chiarissimo, entro pochi giorni io mi dimetto da consigliere, lei subentra poco dopo il consiglio deve votare la surroga, e quindi penso che nell'arco di un mese la procedura sia operativa. È giusto che vi divertiate, io mi diverto. Voi potete divertirvi senza pensieri. perfetto, no, allora mi stavo chiedendo all'inizio di tutto, all'inizio di tempi di legge, all'inizio di qualsiasi cosa, se hai già un'idea imminente quando comincerai a confrontarti anche con la coalizione per mettere diciamo i paletti o comunque Ho sicuramente delle idee in mente, nei prossimi giorni ovviamente incominciamo a lavorarci. Ho anche in mente un percorso che porti alla giunta un po' diverso da quelli che si usano tradizionalmente a livello amministrativo, ma questo ve lo racconto nei prossimi giorni, se no finiamo le notizie, devo riuscire io a centellinarle, voi a scrivere e a fare il servizio tutti i giorni, quindi nei prossimi giorni vi racconterò. Esatto, no, esatto, cioè, oggi potete divertirvi ancora, mi astratto. Ci sono 10 giorni dalla proclamazione per convocare il Consiglio Comunale, e poi il Consiglio Comunale va convocato entro 10 giorni, quindi sostanzialmente sono 20 giorni più o meno. Quindi nell'arco della prossima settimana, non ho individuato la data ovviamente, ma mi prendo il tempo che serve. Tenete conto appunto che ho in mente, ma ve lo racconto nei prossimi giorni, un modo per costruirla che avrà anche rilevanza pubblica. Ecco, quindi un referendum, sì, esatto. No, anche perché no, esatto, perché sto scherzando. Giovanni. Una domanda tecnica per ciascuno. Il potere amministrativo parte dalla proclamazione oppure c'è su interregno? Da oggi 3:30
formalmente chiedo qui a giusto immediato. Niente transition team come gli americani, su questo sono più. Perché dovranno venire i cittadini, no? Ma no, prego, scusa. Vai, tranquillamente. No, i criteri che lasciare di essere cioè il numero di preferenze. Allora, io sono adesso che ho avuto modo di questi giorni, prima del voto chiaramente, di metterci bene la testa, sì, nel senso che partiamo dal dato del consenso degli elettori. Chiaramente c'è la questione di genere che è rilevante, nel senso che se partissi dal dato puro del consenso non potrei rispettare le quote di genere, invece le rispetteremo al 100%. Vi dico che sono orientato a costruire una giunta penso interamente di persone che si sono candidate. Perché? Per due motivi. Primo, perché è un modo per rispettare il volere degli elettori, perché è gente che se l'è guadagnata. Secondo punto, perché abbiamo costruito le liste noi per davvero, diciamo così, mettendo all'interno competenze dall'esterno. Per dire, la stessa lista del sindaco era costruita tutta con persone provenienti dall'esterno del mondo della politica e dell'amministrazione di questi anni e che venivano dal mondo delle professioni invece che delle associazioni, della cultura, così devo dire anche molti altri candidati di altre liste. Quindi in realtà io, se pesco da chi ha preso tanti voti, pesco comunque dei tecnici in tanti casi e quindi sono convinto che nell'equilibrio delle competenze penso che riusciremo a costruirla così. Eventuali deleghe non assessoriali saranno contestuali, successive, Zuppello non può avere deleghe perché non è eletto. Zuppello andrà insieme ad altri a cui ho già pensato a guidare la cabina di regia sulla tavola, che vogliamo costituire nei tempi più brevi. Chiaramente lì c'è un tema tecnico perché è un aspetto di nomina. E quindi sì, lo faremo penso in tempi molto molto brevi, anche perché come sapete il confronto con Irica ed RFI lo vogliamo fare prima possibile e quindi prima abbiamo la cabina di regia è meglio, posto che si può trovare anche informalmente intanto questa cabina di regia e si troverà informalmente nei prossimi giorni. Però sì, Matteo poi togli, sì, certo. Posso? Sì. Allora, la prima, mi pare di capire che il primo tuo appuntamento, diciamo, istituzionale sia a Roma il 2 giugno, dove il gonfalone di Bandiera di Vicenza sarà ad aprire per la prima volta Sto riflettendo, però ci ragionerò ovviamente oggi, domani con la prefettura, col cerimoniale del comune, se andare a Roma oppure no, nel senso che voglio pensarci bene, capirlo bene, perché evidentemente essendo il primo 2 giugno che arriva pochi giorni dopo l'elezione, per certi versi anche il fatto di passarlo in città con i colleghi sindaci, con la città e con i cittadini, insomma, il mio pensiero è che ci voglio pensare un secondo. So che veniva dato per scontato, nel senso che l'amministrazione precedente su questo aveva già deciso. Per noi la situazione è leggermente, non tanto leggermente, è diversa e quindi mi prendo ancora il tempo fino a domani, prima per capire anche istituzionalmente e tecnicamente che cosa si può fare. Però ecco, mi peserebbe non passare a Vicenza il 2 giugno, pur essendo un grande onore per la città, chiaramente, una grande opportunità, eccetera, però ci voglio pensare un secondo. Un'altra, se posso farti tornare a riflettere sul discorso che facevi in apertura della, diciamo, sbattuta per il centro-sinistra o della stravittoria per il centro-destra, a seconda di come si vedono le facce della medaglia, su questa tornata elettorale. Vicenza è l'unico comune di fatto che il centro-sinistra è riuscito a prendere dei 7 del ballottaggio. Ieri parlavamo di quest'asse anche, no? Delle grandi città del nord, che poi tra l'altro gioco forte l'asse della TAV, che da Milano a Padova, insomma, questa infrastruttura. Quali sono le linee che porterete avanti, insomma, i principi che porterete avanti nel rapporto con il governo
su questo e nel rapporto con le altre città del centro-sinistra? In parte l'abbiamo detto in campagna elettorale. Io una delle cose che voglio fare presto è intanto un confronto con Giordani e con Tommasi. Mi piacerebbe farlo molto presto. Ci siamo, Damiano è addirittura venuto qui ieri e un po' mi ha anche commosso, nel senso che non lo sapevo, ed è venuto proprio a festeggiare insieme. Voi sapete per Vicenza quanto importante è il rapporto con Verona su tantissimi fronti. Penso prima di tutto a quello di un'azienda che fa più di 1 miliardo di fatturato, in cui siamo soci e su cui, diciamo, sulla cui pelle in questi mesi si è consumata una guerra. L'ho detto tante volte in questa campagna elettorale, non si gioca sulle aziende con più di 1 miliardo di fatturato, non si gioca in generale, ma sulle grandi aziende che poi danno servizi ai cittadini non si può giocare, non si possono giocare battaglie, e quindi il primo punto è riportare pace e far funzionare bene quell'azienda da subito. Nello specifico con Verona e con Padova, dicevo, perché mi piacerebbe ragionare immediatamente su prospettive comuni di lavoro. Una è sicuramente quella culturale, l'ho detto tante volte, cultura e turismo. Noi siamo di fatto una grande città. Il fatto di costruire itinerari comuni, promozione comune, attività, pensate alla stagione teatrale invece che a quella concertistica, metterla in rete tra le varie città. Penso al grande tema dell'ambiente, su cui Vicenza è messa un po' peggio, anche Padova non è messa bene, Verona è un po' meglio, dicevo, sul piano polveri sottili e inquinamento, però il fatto di poter essere 3 città che mettono in campo politiche comuni in campo ambientale, che si pongono alla guida della battaglia su questo fronte. Penso, e mi collego su questo, al tema della mobilità. Noi siamo una regione che su questo, penso ovviamente al trasporto pubblico, su cui va fatta una rivoluzione, quindi insomma ci sono tante cose su cui possiamo lavorare insieme, ed è una delle prime cose su cui voglio lavorare. Scusami, mi è venuta in mente l'ultima cosa, poi la taccio per sempre. Il segretario PD Mantella diceva che questo modello, di Verona l'anno scorso, questo primo quest'anno, può essere convincente per il 2025 in regione. Io sono sempre molto cauto su questo fronte, perché le regionali sono una partita molto più politica rispetto alle amministrative. Io penso questo però, e cioè che Martella abbia ragione su questo fronte, che davvero, qualcuno ieri mi ha chiesto se, non mi ricordo chi, ma se l'opposizione alla regione può partire dai sindaci di Padova, Vicenza e Verona. La mia risposta è stata: i sindaci non devono fare opposizione, i sindaci devono collaborare con la regione, ma dai sindaci di Padova, Vicenza e Verona può nascere una proposta alternativa. Cioè nei prossimi anni, secondo me, possono dare un contributo importante sul fronte della proposta, delle idee, proprio della costruzione anche della prospettiva, nel senso che a Vicenza abbiamo fatto una coalizione, per dirne una, che tra l'altro è simile a quella veronese e anche a quella padovana, sì, che evidentemente, se riportata a livello regionale, ci renderebbe per la prima volta sostanzialmente competitivi o comunque in partita. Quindi noi possiamo dare un contributo di idee e di proposta, e lo faremo, nel senso che lo faremo sicuramente. Torniamo in studio, quindi da Vicenza abbiamo già cominciato a capire come si sta delineando un po', ecco, il futuro della città con la nuova amministrazione di Giacomo Possamai, risposte anche che entrano un po' nel merito, ovviamente i prossimi giorni importanti per capire anche come si riempiranno le caselle della giunta, eccetera. Poi torniamo tra un po' a Vicenza, lì c'è anche il nostro Carlo Inghilleri, quindi magari riusciremo a avere anche qualche domanda fatta direttamente al neosindaco. Intanto andiamo un po' avanti, poi torniamo a Vicenza. Dicevo, vi mostro un titolo del Corriere della Sera, così chiudiamo il cerchio sulla vicenda elezioni a Vicenza, con il PD sconfitto in generale, tranne che a Vicenza, e Schlein che dice: non va a Bruxelles, mi collegherò da remoto. Conte che aggiunge un commento e dice: Meloni non si batte coi campi larghi. Anche questo può in qualche modo essere collegato a quello che sta accadendo a Vicenza.
Piacenza. Una notizia di cronaca, perché a Padova c'è stata una protesta nella casa di reclusione con 3 detenuti di diversa nazionalità che si sono barricati in una cella. Lo riferisce oggi il sindacato di polizia penitenziaria SAPPE. Questi detenuti, uno dei quali italiano, si sono barricati nella stessa cella. Solamente in serata, dopo una lunga opera di mediazione da parte del personale della polizia penitenziaria e anche dopo l'intervento del magistrato di sorveglianza, la protesta si è interrotta e sembra aver avuto origine dal fatto che volevano essere trasferiti a tutti i costi in un'altra struttura. Adesso andiamo a Mestre, ci colleghiamo con il nostro Filippo Fois, prendiamo spunto da un caso di cronaca con un giovane studente morto per overdose. Filippo è andato nel laboratorio che si occupa proprio dell'analisi, dell'approfondimento di tutti questi casi di overdose, quindi quanto, come, in che modo la droga influisce nell'organismo, nel corpo umano. Uno studio interessante, qualche dato ancora più interessante che Filippo sicuramente ha raccolto per noi, quindi andiamo con lui in questo laboratorio. Credo che abbiano anche la mascherina perché lì è obbligatorio. A te Filippo. Buongiorno da Mestre. La morte dello studente 21enne ci ha portato qui al laboratorio di tossicologia clinica e forense. Siamo in compagnia del dottor Gianpietro Frison, che è dirigente di questo laboratorio, nel quale avviene che cosa, dottore? In questo laboratorio analizziamo campioni biologici e non biologici, quindi materiale sequestrato, per finalità di tossicologia forense, quindi a fini di giustizia principalmente, ma anche per finalità di tossicologia clinica. Noi stiamo indossando delle mascherine, naturalmente lo ricordiamo perché ci troviamo in un'area medica e le disposizioni sono ancora queste. Che area coprite con la vostra attività? Sostanzialmente per quanto riguarda l'analisi del materiale biologico copriamo 3 province, quindi Venezia, Treviso e Rovigo, e ulteriori province del Veneto anche per quanto riguarda l'analisi del materiale sequestrato dalle forze dell'ordine. Ecco, diciamo quindi se c'è un decesso per sospetta overdose in una di queste province, poi alla fine si arriva qui. Sì, si avviene appunto in questo territorio, di competenza delle procure di questo territorio, riceviamo i campioni biologici effettivamente che sono stati prelevati in sede di autopsia giudiziaria. Quanti casi trattate all'anno e c'è stato un aumento di overdose per quello che è il vostro osservatorio? Per quanto riguarda i decessi abbiamo un numero di casi che variano tra i 60 e 70 all'anno, qualche caso fino anche a 100, e un aumento sì certamente c'è stato in questi ultimi anni legato alla grossa diffusione purtroppo degli stupefacenti. C'è un identikit appunto dei decessi, vale a dire si tratta di giovani, giovanissimi oppure di persone già abbastanza avanti con gli anni, di mezza età per così dire? Ma secondo la statistica di questi ultimi anni non c'è un identikit preciso, purtroppo abbiamo visto una diffusione sia nei giovani e anche nelle persone di mezza età di sostanze di vario tipo. Nelle indagini poi che voi svolgete per conto delle procure che lei ci ha appena detto, potete valutare sia se ci sia stata una morte per overdose, sia se il soggetto assumesse degli stupefacenti in precedenza, oppure ancora per un neonato se la madre gli abbia trasmesso le sostanze che stava prendendo. Certamente, questo avviene attraverso l'analisi di campioni biologici di diverso tipo, per esempio sangue e urina per quanto riguarda l'esposizione acuta, oppure capelli o altre formazioni pilifere per valutare un'esposizione a lungo termine. Lei prima ci ha detto che sta purtroppo aumentando il consumo e quindi anche i decessi, e stanno cambiando anche le droghe che vengono assunte. Purtroppo in questo territorio abbiamo sempre appunto la presenza della cosiddetta eroina gialla, che vuol dire eroina ad elevata concentrazione, quindi con un pericolo maggiore di overdose, ma purtroppo è sempre in continuo aumento anche la diffusione di cocaina e l'associazione con alcol. Poi non dimentichiamo il problema delle cosiddette nuove sostanze psicoattive, che sono una classe molto eterogenea e molto importante di nuove sostanze ad effetto allucinogeno, dissociativo o anche con altri effetti. Dottore, mi consenta per chiudere il collegamento una domanda più di carattere personale. Lei naturalmente da professionista è abituato quotidianamente a confrontarsi con dei casi che dal punto di vista umano possono colpire. C'è qualcosa che le è rimasto particolarmente impresso tra ciò che ha visto?
Ma quello che rimane impresso è il problema dell'esposizione rispetto ai giovani e giovanissimi. Noi vediamo qualche volta giovani che per esempio abbandonano la scuola, non hanno più alcun interesse rispetto all'ambiente familiare, rispetto allo sport, rispetto alle altre attività di tipo culturale, perché purtroppo fanno uso di stupefacenti. In questo caso anche la cannabis è un problema importante per quanto riguarda i giovanissimi. E questi giovanissimi, scusate se cioè la franchezza, li vedete anche su un tavolo d'obitorio? Purtroppo sì, qualche volta succede anche questo. Bene, noi per ora abbiamo concluso da Mestre e ringraziamo il dottor Gianpietro Frison, che è dirigente del laboratorio di tossicologia clinica e forense dell'Ustra Serenissime. Restituiamo la linea allo studio. Grazie Filippo Fois naturalmente di questo collegamento, grazie anche al tuo ospite. E adesso andiamo a Vicenza con la cronaca, perché le immagini girate con il cellulare da una ragazzina hanno permesso alla polizia di rintracciare il responsabile di atti osceni nei confronti di minorenni all'uscita da una scuola. Sentiamo cosa è successo. Un insegnante italiano di 40 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo aveva cercato di attirare le attenzioni delle ragazzine all'uscita di scuola nei pressi della fermata dei bus di fronte ad un istituto scolastico di Viale San Lazzaro. Si appartava all'interno della propria autovettura con la portiera semiaperta con l'intenzione di farsi osservare. Ad incastrarlo le immagini girate con il cellulare da una studentessa minorenne che aveva osservato la stessa scena ripetuta il giorno precedente. Il video, inequivocabile, consegnato dalla madre della ragazzina agli agenti della Polizia di Stato ai quali aveva denunciato i fatti, ha permesso agli agenti di risalire al responsabile grazie al numero di targa della vettura. Il quarantenne è stato individuato e portato in questura ieri. L'uomo alla fine ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui il questore, vista la gravità dei fatti, ha disposto inoltre la misura dell'avviso orale. In corso accertamenti sulle responsabilità dell'insegnante in altri episodi simili. Vi mostro il sito del Mattino, così introduciamo anche il nostro prossimo servizio. Il Mattino di Padova apre la versione online con la violenza sessuale sulle pazienti e l'infermiere del pronto soccorso di Cittadella che è stato rinviato a processo. Poi insomma altri titoli che più in basso vediamo, insomma direi che quello è quello più importante. Quindi andiamo a vedere il servizio che la nostra redazione di Padova ha realizzato su questo infermiere, quindi sull'aggravamento della sua posizione, perché è accusato di aver molestato 4 pazienti ed è stato rinviato a giudizio. Le vittime dei suoi abusi sarebbero 4 e non 3. Carlos Alberto Birro, 39enne, originario del Guatemala, infermiere, quando era in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, avrebbe molestato 4 donne toccandole nelle parti intime mentre erano ricoverate. L'uomo, che è stato sospeso dal servizio, è accusato di violenza sessuale aggravata e giovedì verrà giudicato con rito abbreviato. I 4 episodi risalgono al 2021. Le vittime sono pazienti di 39, 36, 26 e 20 anni ed erano tutte ricoverate in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. Nel loro sangue sono state rilevate tracce di benzodiazepine, sonniferi da loro mai assunti. Le vittime si svegliavano confuse ma con il ricordo della loro incapacità di fermare quei soprusi commessi da quell'infermiere che le aveva toccate nelle loro parti intime. Un quinto episodio invece è stato archiviato. Durante le indagini è stato sequestrato anche il cellulare del 39enne, dove sono stati ritrovati numerosi messaggi inviati alle pazienti con complimenti espliciti all'indomani delle molestie. Grazie a Valentina Visentin, la nostra redazione di Padova ha realizzato questo servizio e poi tra poco tra l'altro ci collegheremo proprio con Valentina per una notizia un po' particolare. Andiamo a Treviso adesso, insomma, alleggeriamo un po' il clima con questo servizio che parla di un pianista che un po', diciamo, rallegra gli anziani nel reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello con la sua musica. Il piccolo pianista è Antonio Pavan, andiamo a sentirlo. Persi tra il dedalo di corridoi dell'ospedale Cafoncello di Treviso, arriviamo al reparto di geriatria seguendo la musica. Antonio Pavan, 9 anni, sta suonando per i degenti che riempiono il corridoio e, in silenzio assorti, ascoltano il piccolo diffondere le armonie che risuonano per tutto il reparto. Un'emozione importante che Antonio racconta così. Mi fa sentire molto bene, mi fa sentire molto felice.
Dopo 3 anni di pausa forzata a causa del Covid, ha finalmente ripreso la rassegna musicale Viaggio nella musica, la medicina dello spirito, una manifestazione musicale nata nel 2018 e organizzata con la direzione generale e con l'ufficio relazioni col pubblico dell'EUS 2 nell'ambito del programma di umanizzazione della medicina in ospedale. Un modo di curare i nostri pazienti in più, perché la musica appunto è cura dello spirito e anche del corpo. E questa è una grande occasione anche appunto per i nostri pazienti, perché parliamo in generale, la musica fa bene, ma qui parliamo di un vero talento trevigiano. Un momento di cura speciale, un'attenzione in più nei loro confronti. I pazienti ascoltano commossi, chi dalla propria camera, chi in prima fila, per non perdersi nessuna nota. Un'emozione perché la musica ti porta oltre i problemi quotidiani, ti porta oltre ai problemi di salute, ti fa pensare veramente che stai bene, ecco, stai bene con te stesso e stai bene con gli altri. Quindi sì, è stato veramente un momento straordinario che vorremmo ovviamente ripetere. Portare l'armonia della musica dal vivo in un ambiente pieno di sofferenza, io credo non ci sia miglior cura di questo. Bellissima questa storia di Antonio Pavan, quindi complimenti a questo bravissimo e giovane pianista, complimenti all'ospedale Ca' Foncello per quell'iniziativa. Torniamo a Vicenza, che ne dite? Andiamo a vedere un po' come sta andando la conferenza stampa del neo sindaco Giacomo Possamai, ascoltiamo, sentiamo di cosa sta parlando. Ci sia la voglia e la volontà di far bene il passaggio di consegne e da parte nostra c'è tutta la disponibilità anche a riconoscere i meriti di chi ha lavorato in questi anni. Sul mercato facciamo fatica a riconoscere meriti, ecco, nel senso che lì possiamo riconoscere i demeriti. Non mi hanno invitato. Doveva però. Sì, doveva, anch'io ricordo gli annunci sul 31 di maggio e guardate, da oggi pomeriggio forse sarò più in grado di capirne di più. Cioè... Salvini, no? Sì, spero che lo potremo accogliere nei prossimi giorni in città da ministro, perché significa che la bretella finalmente è pronta e che la possiamo inaugurare. Noi su questo siamo ottimisti. Ecco. Il bando del scadere 26 sull'assegnazione da parte del Papa Leonace credo, non sono certo, ma mi viene il dubbio che l'avessero sospeso, che comunque ci sia stata una sospensione. Credo, però non voglio sbagliarmi, ma avevo... Sì, esatto. Manifestazione di interesse. Avevo notizie che fosse stato sospeso. Il vecchio Tarlo che reclama di essere consultato. Sì, certo, ma questo lo faremo di sicuro. Tu Elisa vedi qualcosa? No. Va bene. A posto? Ecco, sta avviandosi alla conclusione la conferenza stampa di Giacomo Possamai, vediamo se arriverà magari anche il momento di un'intervista fatta direttamente dal nostro Carlo Inghilleri, oppure se la conferenza stampa si conclude proprio qui. Intanto, finché Francesco Ceroni in regia tiene d'occhio quello che accade, naturalmente poi ci porterà a Vicenza se è il caso. Io vi do un'altra notizia di cronaca, perché purtroppo è mancato Antonio Daniele, presidente dell'Accademia Galileiana e membro dell'Accademia Olimpica di Vicenza. Era nato a Padova 76 anni fa, professore universitario dal 1971, era stato titolare di varie cattedre, finendo il suo impegno accademico nel 2016 all'Università di Udine come ordinario di storia della lingua italiana e filologia italiana. Il funerale alle 10:30, credo di domani, nella chiesa parrocchiale di Camin. Andiamo a Vicenza adesso, meglio a Monte di Malo, perché il sindaco di Monte di Malo viene azzannato all'orecchio da un cane nel tentativo di difendere il suo che portava al guinzaglio. A raccontare la disavventura lo stesso sindaco Mosè Squarzon, che ha pubblicato le immagini sui social e promette il pugno di ferro
nei confronti di chi non tiene i cani a guinzaglio. Doveva essere una tranquilla passeggiata domenicale, ma si è trasformata in una brutta disavventura per il sindaco di Monte di Malo, Mosè Squarzon, che racconta su Facebook di essere stato azzannato all'orecchio da un cane mentre passeggiava in un sentiero pubblico a Faedo, nel tentativo di salvare il cane di sua figlia che teneva al guinzaglio. Non ho dato risalto nei social a questa vicenda dalle ferite che ho riportato, perché sono minime, anche se sono dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una vaccinazione e per una terapia antibiotica, ma solo per dare un messaggio chiaro. Gli animali devono essere custoditi, soprattutto gli animali che possono creare disagio, paura e che possono essere potenzialmente pericolosi per le persone e per gli altri animali. Tante le segnalazioni arrivate al sindaco dopo aver raccontato la vicenda sui social. Dopo il post ho ricevuto diverse segnalazioni che sono accaduti diversi fattacci anche con l'uccisione di animali domestici da parte dei cani liberi. Ecco, mi auguro che questo non accada più e aumenteremo i controlli affinché determinate situazioni, che ho ravvisato anche io ieri, vengano debellate. Molto chiaro il sindaco, insomma, il rispetto delle regole, è giusto anche che sia così, ci mancherebbe. E non so a Vicenza come sia la situazione, abbiamo fatto vedere la conferenza stampa di Paolo, scusate, lo confondo spesso con il padre, Giacomo Possamai ha concluso la sua conferenza stampa a Vicenza, la prima da sindaco della città, ci ha raccontato un po' quali sono le intenzioni nelle prossime ore, dopo la proclamazione, che cosa intende fare, quali sono le priorità. Abbiamo capito che anche l'alta velocità ferroviaria sarà sicuramente un tema da affrontare il prima possibile, poi i quartieri, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, le prime indicazioni sicuramente sono arrivate da Giacomo Possamai, appunto. E andiamo ancora con la cronaca. Ci spostiamo in provincia di Treviso, a Cordignano. Cordignano è sotto shock perché è morta una ragazza giovanissima, 24 anni, Jessica Andreatta, dopo essere stata colpita da un malore qualche giorno fa. Non ce l'ha fatta Jessica Andreatta, 24 anni. La comunità di Cordignano, paese dove viveva con i genitori, è sotto shock. Giovedì scorso Jessica era stata colta da un arresto cardiaco improvviso. Aveva cenato come tutte le sere con i genitori e poi si era ritirata nella sua camera. Erano circa le 22:30 quando il padre, Giustiniano, allertato da un rumore insolito, si è precipitato a vedere la figlia. Jessica è stata trovata tra il letto e il muro, priva di sensi. Subito i genitori hanno chiamato la vicina di casa, operatrice in una casa di riposo, per cercare in tutti i modi di rianimarla in attesa dell'arrivo del 118. Per 20 minuti la vicina le ha praticato il massaggio cardiaco, ma Jessica non dava segni di ripresa. Trasportata d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Conegliano, Jessica non si è più risvegliata. Ricoverata da giovedì scorso, la giovane si è spenta lunedì 29 maggio. In questi 4 giorni di ricovero, Jessica è stata vegliata da amici e parenti che in tutti i modi hanno cercato di starle vicino nella speranza di un risveglio. In ospedale è raggiunta anche la band dei Sismica, suoi idoli, che hanno cantato per Jessica le canzoni di Alvaro Soler, Irama e Elettra Lamborghini. Jessica Andreatta aveva studiato all'Istituto Marchesini di Pordenone e aveva appena superato l'esame di teoria della patente e stava procedendo con le guide. Amante della musica e della danza hip hop, Jessica lascia la mamma Tiziana, malata ormai da 4 anni e alla quale la giovane era molto vicina, e il papà Giustiniano. Ancora cronaca, perché ha tentato di tagliarsi i polsi ferendosi con un coltello Bernardo Rossi, il 61enne di Verona, che ha tenuto in casa per almeno 5 anni il corpo della madre Elga, continuando ad incassare la pensione. L'uomo, che in questi giorni soggiornava in un albergo in provincia, si sarebbe inferto alcuni tagli ai polsi e poi avrebbe chiamato le forze dell'ordine ed è stato poi così soccorso. Ora è ricoverato in ospedale, è fuori pericolo, è accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, andremo ancora a Vicenza da Giacomo Possamai, abbiamo la cronaca, abbiamo altri collegamenti, quindi dobbiamo uscire dallo studio assolutamente e andare dai nostri colleghi delle varie redazioni che sono sul territorio. Ci vediamo tra pochi secondi.
12.51, Focus TG, siamo pronti ad andare a Vicenza, non so se Carlo mi sente, ma comunque lo vedo con Giacomo Possamai, quindi sentiamo un po' cosa ci dice. Sì, buongiorno Federico, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno soprattutto al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Oggi pomeriggio la proclamazione, pronto? Pronti, siamo pronti. Pronto anche perché è partito diverso tempo fa per preparare questa campagna elettorale e lo diceva anche poco fa in conferenza stampa, la differenza, quello che ha fatto la differenza qui a Vicenza rispetto al centro-sinistra a livello nazionale, cos'è stato? Penso sia stata la campagna elettorale in mezzo alla gente, alle persone, ai quartieri, ai cittadini che abbiamo fatto in questi mesi e la voglia di cambiamento che c'era e che c'è in città. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale veramente popolare, guardando le persone dritte negli occhi, e questo ha fatto la differenza. Però a livello nazionale lei poco fa alludeva al fatto che i partiti certe volte non parlano la stessa lingua e addirittura si guardano in cagnesco in qualche occasione. È oggettivo, nel senso che il dato di questi ballottaggi segna una vittoria larga del centrodestra in giro per l'Italia, ed è uno dei motivi è che il centrosinistra a livello nazionale, i vari partiti che fanno capo a quest'area non sanno stare insieme, passano più tempo a litigare che a provare a lavorare in maniera comune. A Vicenza abbiamo fatto un'altra cosa, cioè ci siamo messi al tavolo dall'inizio ragionando su quali erano le cose che ci facevano stare insieme, i motivi di unità, e abbiamo fatto una campagna pulita, senza sbavature, con messaggi univoci, senza che nessuno abbia mai litigato o discusso, e i vicentini evidentemente hanno apprezzato questo tipo di impostazione. Allora, quando si analizza una vittoria giustamente si guarda tutto quello che ha funzionato, si ripercorrono i passi vincenti, però voglio ribaltare per un attimo il punto di vista. Siccome gli assoluti non esistono, ecco, sì, il bicchiere è pieno, però la città è spaccata in due. Che cosa è mancato che le sarebbe piaciuto dare e non è stato possibile dare in questa campagna elettorale? Cosa è mancato in una campagna comunque che lei ha vinto per questi 500 voti, però l'ha vinta, ma qualcosa è mancato? Credo che più di così fosse difficile fare, nel senso che noi siamo partiti in grande svantaggio, i primi sondaggi ci davano 17 punti in svantaggio, quindi questi mesi sono stati di grande rimonta, anche di grande rapporto con la città. Siamo chiaramente consapevoli di aver vinto con uno scarto ridotto, così come aveva vinto con uno scarto molto ridotto Francesco Rucco 5 anni fa. Questa è una città che raramente si butta tutto da un lato o dall'altro, e quindi però questo ci consegna una grande responsabilità, cioè essere il sindaco e l'amministrazione di tutti i vicentini, e così sarà. Abbiamo sempre avuto un profilo moderato, un profilo di grande responsabilità, e a maggior ragione lo avremo adesso nel momento in cui ci troviamo a governare. La giunta come la costruirà? Perché ci sono dei candidati in consiglio comunale che hanno ottenuto dei risultati egregi, quindi sulla meritocrazia, sulle quote rosa, che cosa utilizzerà come criterio? Partiremo sicuramente dal lato del consenso ricevuto, perché i cittadini si sono espressi con il voto di preferenza, e quindi questo per noi sarà la stella polare. Dopodiché c'è l'altro aspetto importante, che è quello delle competenze e quello delle quote rosa, o meglio dell'equilibrio di genere. Quindi competenze, una giunta di persone capaci, messe a fare le cose che sanno fare, e le quote rosa, l'equilibrio di genere, nel senso che noi avremo comunque una giunta con un numero, non può essere pari perché sono dispari gli assessori, ma un numero simile di donne e di uomini. Infine ci sono due grandi temi a Vicenza, uno è la TAV, l'altro in questo momento è il PNRR. Lei tra l'altro a proposito ha già annunciato anche sul fronte ambientale che istituirà un osservatorio, ci ha detto con il Movimento 5 Stelle, aperto ai sindacati e aperto alle associazioni ambientaliste. Ecco, quali sono i primi passi su questo fronte? Sul fronte della TAV chiederemo immediatamente un incontro a Iricava ed RFI per discutere le modifiche che noi vogliamo chiedere al tracciato nella parte ovest, e per incominciare a ragionare sulla parte est. L'abbiamo detto in tutta la campagna elettorale, e a maggior ragione oggi lo diciamo ad alta voce. L'altra grande questione è chiaramente il PNRR, in cui ragioneremo con l'amministrazione uscente per
passaggio di consegne ordinato su questo fronte, che sono certo che sarà così, perché ovviamente quei tanti quattrini, quegli investimenti importanti devono essere messi a terra. E poi ci sarà, e qui chiudo, lo psicologo di quartiere e gli asili gratis. Certo, noi abbiamo detto cose molto chiare su questo. Sugli asili nido abbiamo detto che puntiamo a una riduzione progressiva delle rette nei prossimi 5 anni, arrivando alla gratuità, quindi sarà un lavoro da fare anno dopo anno per arrivarci nell'arco del mandato. Sulla questione dello psicologo di quartiere, sapete che oggi la grande questione è soprattutto il disagio giovanile, quindi l'idea è di avere uno psicologo comunale in rapporto con gli ordini professionali che possa dare una prima assistenza alle ragazze e ragazzi in difficoltà. È una questione enorme che il Covid ha molto peggiorato. Bene, io ringrazio il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, gli faccio le congratulazioni per il risultato che ha ottenuto. Direi che da Vicenza per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, grazie al sindaco Possamai, insomma ancora un approfondimento su quello che è il piano futuro del sindaco. Abbiamo seguito in diretta la prima parte della conferenza stampa, che è anche stata la prima conferenza ufficiale. Adesso siamo tornati a Vicenza con l'intervista, diciamo, personalizzata che abbiamo realizzato, e poi ovviamente nei nostri notiziari ancora approfondimenti, il riassunto dei temi principali. Vi mostro un attimo qualche titolo. Repubblica, qui da la versione online, che parla di Eli Schlein, che dopo la sconfitta alle urne rinvia la missione a Bruxelles, clima teso nel partito, le correnti, questo è il retroscena di Repubblica, le correnti rialzano la testa, sotto accusa il cerchio emiliano di Schlein, la nuova Venezia che invece, vediamo il titolo principale se riesco a mostrarvelo, eccolo qui, la moglie si prostituisce in casa con un'amica mentre lui è fuori assolto dall'accusa di favoreggiamento, quindi una notizia di cronaca giudiziaria. Il Corriere del Veneto, che invece io punto sugli altri sindaci eletti. Adria, Bobo sindaco per la 4ª volta, parliamo di Barbuiani, ho vinto camminando tra la gente. Vede Lago, Romano batte Perin per 43 voti, la prima cosa è sanare la spaccatura. E Sona, provincia di Verona, Dalla Valentina fa ribaltone, Lega Forza Italia e centrosinistra, Lega Forza Italia e centrosinistra sorpassano Fratelli d'Italia, lavoreremo per unire. E questi alcuni dei titoli. Adesso la cronaca che ci porta nel Padovano, rapina lungo l'Ostiglia, il ladro arrestato dai carabinieri, ma pensate, questo ladro ha solo 17 anni. Rapinata lungo l'Ostiglia mentre stava facendo una pedalata in bicicletta con il nipotino di 9 anni, la vittima è una 72enne di Santa Giustina in Colle che sabato nel tardo pomeriggio è stata aggredita e spinta a terra da 2 rapinatori. Uno di loro è stato individuato e arrestato, è un 17enne fermato dai carabinieri grazie all'aiuto di un ciclista che insieme alla moglie ha soccorso l'anziana e poi ha inseguito il malvivente. Il suo complice però è riuscito a dileguarsi. La rapina è avvenuta in un tratto della Ostiglia all'altezza di San Giorgio delle Pertiche. Il nipotino che precedeva la nonna fortunatamente non si è accorto della rapina. L'anziana è stata spinta a terra da 2 ragazzi vestiti di nero e con il volto coperto da occhiali scuri. Le hanno preso la borsetta rubando portafoglio e cellulare, poi sono scappati in bici attraverso la boscaglia. La scena è stata notata dai 2 ciclisti, uno di loro ha avvisato i carabinieri e si è messo ad inseguire i ladri. Il 17enne è stato bloccato dai militari in zona Arsego a precedenti. L'anziana invece è stata medicata in ospedale a Campo San Piero. Adesso, ancora la cronaca, vi racconto di un'autovettura alimentata a GPL che ha preso fuoco lungo la Monselice Mare, nel territorio del comune di Carceri. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, è necessario però l'intervento, ecco le immagini, necessario l'intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Este. Il conducente, mentre percorreva la strada regionale 10, si è accorto che qualcosa non andava e dopo aver accostato è sceso prima che l'auto prendesse fuoco. Le cause del rogo sono di probabile natura elettromeccanica e sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco che è intervenuta sul posto. E direi che siamo pronti per uscire dallo studio, andiamo credo ad Albignasego, dove le piogge dei giorni scorsi hanno provocato un dissesto veramente particolare. Dove sei Valentina? Un po' lo intuiamo, e come mai sei lì? Cosa sta succedendo? Ciao, buongiorno.
Buongiorno, sì, ci troviamo nel cimitero di Albignasego e questa è la zona dove è stata segnalata l'emergenza provocata dalle piogge delle settimane scorse, un maggio piovoso come non se ne vedeva da alcuni anni, e appunto il terreno per colpa delle piogge abbondanti sta piano piano cedendo in questa area del cimitero. Le vedete alle mie spalle le tombe che hanno iniziato piano piano a spostarsi dovuto ai cedimenti del suolo in quest'area del cimitero di Albignasego. Una sta proprio sprofondando lentamente mentre l'altra sta scivolando piano piano verso l'esterno, ma non è tutto, perché ci sono anche delle vistose buche che vedete come sta inquadrando in questo momento Cristian Roque Allende. Ci sono anche delle vistose buche davanti ad alcune tombe e purtroppo il problema, ha detto il comune, dovrà in gran parte essere risolto dai privati, perché appunto dovranno loro occuparsi della manutenzione delle tombe. Il comune ha comunque garantito che in qualche modo potrà dare una mano, perché si tratta appunto di un problema che sta coinvolgendo quest'area del cimitero. Il cimitero di Albignasego è piuttosto grande e quindi saranno necessari degli interventi proprio per garantire maggiore sicurezza e staticità a questa parte del terreno che a causa delle piogge ha avuto questi problemi di cedimento strutturale. La segnalazione è arrivata ovviamente da alcuni telespettatori, ma anche appunto sono già stati informati i tecnici del comune di Albignasego. Da Albignasego è tutto, restituisco la linea allo Valentina, studio. volevo solo chiederti, ma io penso che anche così i cittadini siano veramente molto colpiti da una notizia del genere. Veramente chi è abituato a visitare i propri cari, vede questo, penso sia anche molto preoccupato per il futuro del cimitero. Sì, ovviamente, perché comunque il cimitero è un luogo in cui i cittadini si recano per portare una preghiera, un fiore al proprio caro. È un luogo che ha sempre bisogno di molta cura e spesso ci occupiamo di segnalazioni che riguardano il degrado di alcuni cimiteri per l'erbaccia incolta, ma questa è una delle prime volte in cui viene proprio segnalato questo cedimento strutturale, perché è veramente impressionante come si vede bene da questa immagine. La tomba sta piano piano cedendo proprio verso il basso, mentre quella più in là verso l'esterno si rileva lo spostamento, e c'è ovviamente preoccupazione tra le persone che qui hanno i propri cari che riposano, e quindi insomma il comune comunque ha detto che in qualche modo, per quello che è possibile, cercherà di sostenere i privati che hanno subito i danni dovuti al maltempo delle settimane scorse. Grazie Valentina, grazie mille, buon lavoro a te, a Cristian naturalmente, e insomma l'amministrazione abbiamo sentito pronta a intervenire per quello che potrà fare. Autonomia differenziata, una nota che arriva da Confindustria che dice l'autonomia differenziata costituisce un principio costituzionale in sé meritevole di attuazione se ben calibrata, perché può rappresentare un'occasione per il territorio ovviamente per incrementare la competitività e a valorizzare la specificità dei territori. Questo l'ha detto in audizione al Senato il vicepresidente Vito Grassi. L'analisi degli industriali è ampia e coglie insomma un po' tutte le opportunità che si presentano, quindi approfondimento su questo tema, magari ci torneremo sicuramente anche noi. Andiamo adesso a Vedelago perché c'è collegata con noi Lina Paronetto. Abbiamo sentito qualche minuto fa, poco dopo l'inizio di Focus TG, l'intervista al candidato sconfitto a Vedelago, Perin, che aveva insomma un po' accusato di tradimento alcuni all'interno addirittura della sua lista, insomma era stato abbastanza diretto anche in questo. Lina credo che insomma un po' rinforzi questo sentimento di arrabbiatura anche da parte dell'opposizione, infatti è con un ospite che penso fosse proprio candidata con Perin. Lina, te la linea. Buongiorno da Vedelago, siamo qui con Cristina Andretta, sindaco uscente del comune di Vedelago. Era in corsa con Marco Perin, questa sconfitta per meno di un punto percentuale, stiamo parlando di poche decine di voti, 43 voti solamente di differenza tra i due sfidanti, Marco Perin e Giuseppe Romano, in questo secondo turno che ha visto prevalere appunto il candidato del centrodestra Romano. Alle nostre spalle il municipio
in cui il neo sindaco sta facendo il giro degli uffici dopo che la commissione elettorale di fatto ha proclamato la sua vittoria, ma c'è ancora qualcosina probabilmente da verificare, perché da parte della squadra di Perina e così Andretta si sta valutando se procedere con la richiesta di un riconteggio. Sì, è corretto. I nostri rappresentanti di lista, che erano anche i nostri candidati, hanno valutato e ci hanno dato evidenza proprio ieri pomeriggio di alcune particolarità, di alcune cose che secondo loro non andavano, e quindi stiamo valutando la possibilità di chiedere il riconteggio. Ecco, cos'è che magari vi lascia ancora un dubbio? Beh, il dubbio è l'amaro in bocca di questi 43 voti, e quindi chiaramente può essere che nelle schede nulle, per esempio, che sono più di 80, oppure nelle altre schede ci sia qualche errore di valutazione. Non sono stati chiari alcune indicazioni di voto, tipo se bastasse la crocetta o l'indicazione del nome del candidato sotto il candidato sindaco, e in alcuni seggi è stato valutato in un modo e in altri in un altro modo. Ecco, al di là di questo e al di là di quello che deciderete di fare, come si sente oggi? Facciamo una valutazione di quello che è stato l'esito. Avevate dall'altra parte tutto il centrodestra compatto, voi di fatto vi siete presentati come dei civici, non era semplice. No, era sicuramente un'impresa importante, tutta in salita, l'abbiamo sempre detto dall'inizio. In fondo noi abbiamo creduto alle persone, quindi al merito, all'impegno che avevamo messo nella nostra squadra in questi 10 anni di amministrazione, e abbiamo ritenuto giusto continuare in questo senso, chiaramente aggiungendo delle persone nuove, dei nuovi candidati e anche una parte di amministrazione. Quindi di fatto siamo andati a dividere l'amministrazione uscente con l'aggravio della partecipazione da parte dei partiti nell'altra squadra. Quindi questo sicuramente ci ha reso la vita abbastanza complicata. È una valutazione, di fatto c'è un paese a metà, una vittoria che non è schiacciante, bene da una parte, perché quantomeno significa che non siamo stati valutati in maniera anche negativa, dall'altro chiaramente lascia un po' d'amaro in bocca. Ci sono state delle parole molto pesanti di Marco Perini ieri, anche in diretta, ha detto sono stato tradito, perché ci sono stati comunque dei fuoriusciti dalla vostra amministrazione, evidentemente a loro si riferiva. Sì, con molta probabilità e altrettanta franchezza ho dormito forse durante la mia amministrazione, perché ci sono stati dei confronti, questo non lo nego, ma non sono mai andati oltre a quello che è un confronto politico o amministrativo. Pertanto nemmeno io mi sarei aspettata questo cambio da parte di alcune persone, e quindi capisco Marco, perché chiaramente ci siamo sentiti un po' abbandonati, tant'è che sono rimasti in carica e per scelta non ho ritirato le deleghe a nessuno, proprio perché non ho capito la motivazione. Se no, insomma, magari probabilmente un personalismo o qualche altra motivazione che magari il tempo mi aiuterà, oppure magari un giorno me lo spiegheranno. Dovessero rimanere così le cose, con Romano sindaco e voi all'opposizione, che opposizione farete? Sempre costruttiva, l'ho sempre detto, noi non faremo opposizione, ma saremo in rappresentanza di una minoranza che è quasi una maggioranza, e quindi cercheremo di portare avanti le nostre idee. Poi insomma, grazie anche al nostro operato abbiamo messo al sicuro quantomeno un paio d'anni di opere, perché con i 13 milioni di euro del PNRR sicuramente ce n'è da fare, e quindi insomma mi viene da dire che hanno anche una strada bella spianata, e quindi un buon lavoro, e spero che tutto quello che trovino venga portato avanti, visto che anche il loro programma elettorale insomma non differiva rispetto al nostro. Grazie a Cristina Andretta. Noi adesso cercheremo il sindaco Romano per capire anche quali sono le prime incombenze di cui si è preso carico. Intanto da Vedelago io e Alberto Pivetta restituiamo la linea. Grazie Lina, grazie Alberto, buon lavoro. Naturalmente raccoglierete altri contributi per i prossimi nostri notiziari, però io andrei a Padova perché c'è insomma questa vicenda della protesta in carcere che è stata abbastanza, che ha colpito abbastanza. Hanno protestato tra i detenuti che si sono barricati in cella a Padova contro il trasferimento. Sentiamo. 3 detenuti di diversa nazionalità si sono barricati in una cella del carcere di Padova. Una giornata ad alta tensione, quella vissuta ieri all'interno della casa di reclusione. La denuncia arriva dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Solamente in serata, dopo una lunga opera di mediazione attuata dal personale della polizia penitenziaria e anche a seguito dell'intervento del magistrato di sorveglianza, hanno desistito dalla protesta, ha riferito il sindacalista Giovanni Vona. La protesta sembra avere origine dal voler essere trasferiti a tutti i costi in un'altra struttura.
procedura. Quanto accaduto ieri sembra essere la conclusione di una serie di criticità che sono emerse la scorsa settimana. Secondo il SAPE ci sarebbero state spedizioni punitive tra i detenuti che molto probabilmente si contendono la predominanza del comando all'interno del carcere. Un detenuto per le violenze subite ha riportato diverse fratture. C'è stata anche un'aggressione nei confronti di un agente che per fortuna non ha avuto nulla di grave. Eccoci tornati in studio ancora con voi per Focus TG che continua fino alle 13:30. Tra poco andremo a Bassano, il tema caldo è quello del Tribunale, la richiesta di riaprire il Tribunale di Bassano, pare che si stiano facendo continui passi in avanti. Ci andiamo subito e così ci collegheremo anche con Chiara Gaiani dopo una breve pausa. Eccoci tornati in studio, ultima parte di Focus TG, tema caldo, dicevo, quello del Tribunale della Pedemontana. Da Bassano vogliono a tutti i costi che venga riaperto, si sta spendendo in questo da alcuni mesi il sottosegretario Ostellari. Ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, era a Treviso per un convegno ed è tornato un po' in generale sui temi della giustizia, compreso, a parte altri temi, compreso quello del Tribunale della Pedemontana, sul quale il ministro non ha alcuna preclusione. Sentiamo. Giuliano Vassalli, medaglia d'argento della Resistenza, aveva ideato un codice accusatorio che però è rimasto a metà e per l'altra metà è stato demolito dalla Corte Costituzionale e dagli interventi del legislatore, che lo hanno riportato a un livello quasi del vecchio codice Rocco mussoliniano. Bene, il mio intendimento fondamentale sarebbe quello di dare, ripeto, attuazione a quella che è una creatura, cioè un codice accusatorio liberale, voluta niente meno che uno dei padri fondatori della Repubblica, ripeto, eroe della Resistenza. Mentre Giorgia Meloni punta sul presidenzialismo e l'ala leghista sull'autonomia, per il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio la vera scommessa è dare piena attuazione al codice di procedura penale. Una riforma del codice presuppone un tempo più lungo di alcune riforme invece più immediate che cercheremo di adottare in termini molto molto brevi e di cui in parte avete già parlato sui giornali, anche se ovviamente sarebbe improprio oggi pronunciarsi sul merito, che però vanno ovviamente in senso garantista. A Treviso, per un convegno promosso dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova, Nordio parla anche dell'ipotesi di un nuovo Tribunale della Pedemontana a servizio dell'area bassanese e di parte della Marca occidentale. Noi abbiamo già detto alle Camere che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è oggetto di uno studio molto attento che tenga conto di tutti i fattori favorevoli e contrari. In questo momento non abbiamo ovviamente nessuna decisione, stiamo ascoltando tutte le voci per trarre alla fine delle conclusioni, non abbiamo nessuna preclusione né in un senso o nell'altro. Parole chiare del Ministro, la partita è aperta, ma insomma mi pare proprio che si registrino più voci positive che contrarie. Questo magari ce lo può confermare anche Chiara Gaiani. Come dicevo, siamo collegati con Bassano, direi, dove prosegue quest'opera di ascolto di cui parlava poco fa il Ministro Nordio. La linea a te, Chiara. Buongiorno, siamo a Bassano, è appena finito l'incontro con gli ordini professionali, con noi il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che incontriamo, era il terzo di questi incontri partecipati che ha fortemente voluto in vista della riapertura, dell'avvio dell'iter per la riapertura del Tribunale della Pedemontana, un incontro tra l'altro che presentava anche qualche criticità. Come è andato l'incontro, sottosegretario? Un incontro che è andato a mio avviso bene, abbiamo ovviamente ascoltato i presidenti degli ordini, degli avvocati di Padova, di Treviso e di Vicenza, che hanno giustamente fatto rilevare l'attuale problema che c'è, ma non ovviamente sulla realizzazione di questo tribunale, ma sull'attuale sistema giustizia. Ed è un sistema che abbiamo ovviamente ereditato dal passato. Scelte errate che hanno impedito assunzioni, hanno impedito quindi piante organiche adeguate e quindi anche una difficoltà nell'erogare il servizio giustizia al cittadino. Per cui è legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi,
ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva, di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza, capace quindi di rilanciare il Paese. Come? Attraverso quindi l'investimento che deve riguardare personale, ma deve riguardare anche la capacità di rimettere al centro il cittadino, i suoi bisogni e la giustizia. La giustizia non è solo scadenze, atti, tribunale, ma è anche democrazia, è anche economia ed è anche quindi attrattività e rilancio per questo territorio. Ecco, lei ha parlato di cittadini, non c'erano solo gli ordini degli avvocati presenti, erano diversi ordini professionali, in questo che è stato come tutti un incontro molto partecipato. È il cittadino al centro, la richiesta che veniva anche dagli altri ordini, dalle altre categorie professionali era proprio questa: i tempi lenti ci paralizzano. Tempi lenti, quindi necessità di rilanciare anche in velocità e in qualità ovviamente, sapendo bene che una giustizia inefficace e quindi anche lenta, non solo in termini di qualità ma in termini proprio di tempistiche, pesa 2 punti di PIL del nostro Paese. Non ce lo possiamo più permettere e credo che sia arrivato il momento di fare uno sforzo tutti assieme, cercando ovviamente di fare sintesi il più possibile. Sottosegretario, ai nostri microfoni aveva detto: devo capire quanto i territori hanno bisogno, dobbiamo capirlo. Credo che i territori la risposta positiva l'abbiano data. Adesso quali sono i nuovi passi, concluso questo percorso partecipato, questa prima parte del progetto? Adesso abbiamo la capacità di avere il quadro chiaro della situazione. Qui questo territorio vuole questa riapertura e l'investimento in questo Tribunale della Pedemontana. Le province, i sindaci, la Regione sono con noi, le attività economiche sono con noi, gli operatori tecnicamente cosiddetti hanno delle legittime perplessità e richieste che dobbiamo ovviamente valutare. Detto ciò, ora la politica deve fare i passi. Il Parlamento deve iniziare l'iter e questo iter sarà ovviamente oggetto di un disegno di legge che sarà capace ovviamente di riguardare il tema prettamente nostro locale, ma anche di riguardare gli altri tribunali eventualmente da aprire o istituire nelle altre regioni di questo nostro Paese. Se la sente di dare un orizzonte temporale? No, è difficile oggi dare un termine perché è complicata l'esecuzione poi della macchina parlamentare, però sicuramente noi oggi quello che dovevamo fare, quello che io dovevo fare l'ho terminato nei tempi che mi sono dato. Ecco, allora ringraziamo il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e da Bassano restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie al tuo ospite naturalmente. Allora la redazione di Bassano comunque sta seguendo veramente da vicino questa vicenda, quindi avremo aggiornamenti molto presto. Ci spostiamo nel Trevigiano perché continua davvero a lasciare sgomenti la tragedia di Anica Panfile, la mamma 31enne uccisa e gettata nelle acque del Piave. La famiglia della donna è supportata dall'associazione Penelope perché i parenti hanno bisogno della verità. Attendono chiusi nel dolore i familiari di Anica Panfile, aspettano di sapere presto la verità sulla morte della 31enne. Ancora troppi gli aspetti da chiarire. Sembra probabile che il corpo della donna sia stato gettato da questo ponticello nel canale della Vittoria, dove l'acqua è alta e la corrente forte. Da qui trascinato fino al Piave, dove è stato trovato. Ad assistere alla mamma di Anica l'avvocato Stefano Tigani dell'associazione Penelope. Da poco ha parlato con la famiglia della donna. È un momento difficile, noi naturalmente come associazione Penelope ci siamo e cercheremo di essere di supporto il più possibile all'autorità giudiziaria per scoprire la verità nei tempi più brevi possibile, ma sono sicuro che gli investigatori faranno un lavoro egregio come fanno sempre.
Continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce su quello che ormai è davvero un giallo. Si stanno sentendo tutte le persone vicine ad Anika, compreso l'ex marito, ora in Italia. E poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno controllando. Si scaverà su ogni movimento, sulla vita di Anika. Nulla rimarrà intentato, ogni ipotesi sarà vagliata con attenzione. Intanto si cercano il telefono e la borsa della 31enne. La mamma di Anika non si dà pace, le hanno strappato il bene più grande, la figlia. Ora vuole sapere perché. Assolutamente sì, ma questo è la cosa più importante, e soprattutto averla il prima possibile, perché poi ci sarà il lutto da elaborare, ma credo sia quasi impossibile per una mamma elaborare un lutto così, per dei figli elaborare un lutto così, ma certamente farsi una ragione di quello che è successo col tempo spero li possa aiutare. Anika ha sempre fatto tutto per i 4 figli, il pensiero ora va proprio a loro. Certo, il problema della mamma bisognerà capire come farglielo elaborare, però quello dei figli è un grosso problema effettivamente. Cercheremo di dare supporto anche in questo e mi aspetto insomma una collaborazione anche dell'autorità amministrativa in questo, perché insomma è una situazione di grande difficoltà e di emergenza, anche perché sono 4 bimbi. La famiglia spera di sapere presto chi ha ucciso Anika, chi ha ucciso una mamma che ha lottato con tutte le sue forze per far crescere i figli, per non far mancare loro nulla. Grazie a Daniela Sizzia. Adesso andiamo a Padova per parlare delle telecamere mobili che sono state installate per incastrare chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti. La polizia locale ha immortalato 13 trasgressori. C'era anche un water lasciato accanto ai bidoni dei rifiuti in pieno centro, in Riviera Paleocapa a Padova. L'uomo che vedete in queste immagini è stato multato con 650 euro grazie alle telecamere posizionate nelle vicinanze delle aree ecologiche dalla squadra tutela ambientale della polizia locale. La segnalazione è arrivata direttamente ai residenti che si sono rivolti agli agenti del capoluogo, stanchi dei frequenti abbandoni di immondizia fuori dai contenitori della zona. Gli agenti hanno quindi installato una telecamera mobile che hanno poi spostato in giro per la città, andando ad immortalare ben 13 violazioni. 7 conferimenti fuori dai cassonetti, 2 persone trovate a gettare immondizia fuori dalla propria area di residenza. In 3 hanno depositato rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale e una violazione è stata accertata per conferimento di rifiuti speciali. È di circa 2.500 euro il totale delle multe che la polizia locale ha elevato ai furbetti dei rifiuti. Grazie a Francesco Rattai, quindi attenzione, insomma, rispettiamo le regole soprattutto per quello che riguarda proprio i rifiuti. Andiamo a Marostica adesso per una notizia importante per il territorio, perché è stato boom di presenze per la festa della ciliegia. Pensate che a Marostica sono arrivate oltre 12.000 persone. Una ciliegia tira l'altra, si sa, ma la ciliegia di Marostica attira tanta gente, tantissima, a vedere i numeri della 79esima edizione della Festa della Ciliegia Marosticense. Un'edizione da record con 12.000 presenze in città e un compatto gruppo di associazioni, aziende, produttori, agricoltori e coltivatori in grado di sposare le proposte turistiche della cittadina murata e di un territorio in continua crescita. L'intera economia pedemontana ha saputo infatti trarre vantaggio da questa manifestazione, contribuendo al tempo stesso alla promozione e valorizzazione del territorio. Il brand di Marostica si arricchisce così di un altro tassello importante che va nella direzione di avere una città con un'identità forte a livello mondiale legata al mondo degli scacchi. Per quanto riguarda le premiazioni della mostra mercato, erano 80 le cassette di ciliegie in gara per le 8 diverse qualità previste dalla competizione. Una produzione che, nonostante le difficoltà delle prime settimane dovute al maltempo, ha ottenuto una certificazione di qualità piuttosto elevata. Nel corso della manifestazione è stata anche presentata una novità per il territorio, un dolce nuovo di zecca che va sotto il nome di Pecca del Salbaneo, ovvero l'impronta del salvanello, un folletto piuttosto ricorrente nel folklore locale, che ha sfornato una delizia a base di ciliegie di Marostica IGP, torcolato DOC e olio della Pedemontana.
Veramente ha dato degli ottimi risultati, facendo vedere che lavorando in squadra si possono ottenere risultati eccellenti, e devo dire che come amministrazione sono contento perché abbiamo anche dei buoni report per tutte quelle attività fuori mura, diciamolo fuori centro storico, che hanno coinvolto gli agriturismi e le passeggiate proprio organizzate per portare i cittadini e turisti fuori a conoscere il nostro bellissimo territorio. Bene, dunque viva la festa della ciliegia di Marostica, grazie a Ferdinando Garavello. E adesso chiudiamo Focus TG andando a Venezia, perché dopo la voga longa Venezia si prepara ad ospitare il Palio delle 4 Repubbliche Marinare. Novità di quest'anno, la presenza di un equipaggio femminile. Venezia è pronta a celebrare le rivalità e le imprese delle 4 repubbliche marinare italiane insieme ad Amalfi, Genova e Pisa. Con la 68esima manifestazione sportiva istituita nel 1955 e che quest'anno torna a disputarsi proprio in laguna. Doppio appuntamento venerdì 2 e sabato 3 giugno, quando gli equipaggi femminili e maschili delle 4 città scenderanno in acqua. Venerdì ci sarà il corteo che partirà da Piazza San Marco e raggiungerà l'Arsenale, dopodiché proprio all'Arsenale, ospitati dal Salone Nautico, dietro alle mura da parte della Laguna Nord, ci sarà la partenza della regata femminile. L'ingresso delle donne è stato fortemente voluto. A precedere la regata, come da tradizione, lo sfarzoso corteo storico. Da Piazza San Marco lungo Riva degli Schiavoni fino all'Arsenale sfileranno i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi. La Serenissima sarà rappresentata dalla regina Caterina Cornaro, colei che donò Cipro alla Repubblica di Venezia e ritornò in patria come figlia prediletta di Venezia. L'armo veneziano quest'anno porterà, oltre al Leone di San Marco, anche proprio l'effigie del Salone Nautico di Venezia. La manifestazione infatti è inserita nel calendario di eventi del Salone Nautico, dove avverrà la premiazione degli equipaggi femminili misti e la cerimonia di presentazione degli equipaggi maschili. Viva San Marco e forza Venezia! 13:30, puntualissimi, ci salutiamo, finisce qui Focus TG. Un'ora e mezzo in compagnia vostra, speriamo di non avervi annoiato, anzi vi lascio a tutti gli altri programmi di Rete Veneta, poi naturalmente i notiziari e questa sera alle 21:20 Focus con gli approfondimenti soprattutto insomma, sulle notizie politiche di questi giorni con le elezioni di Vicenza, ma non solo, anche molto altro. Intanto buon pranzo e grazie per averci seguito, arrivederci.